Approda a San Donà una nuova realtà virtuale nata per collegare le persone con una città intelligente. È lo Smart City Engine Gong, un'applicazione per smartphone che cambierà il modo di comunicare con un'ottica rivolta al futuro. Una cassetta per le poste virtuale con una marcia in più, la possibilità di raggiungere più velocemente le persone e ricevere da loro una risposta di gradimento, un suggerimento, persino delle segnalazioni. Scaricando questo nuovo sistema di comunicazione sul proprio telefonino, sarà possibile ricevere in tempo reale notizie riguardanti le iniziative, le proposte e gli appuntamenti del comune. Diciamo che l'idea che caratterizza questo progetto è consentire al cittadino di avere le informazioni che gli interessano nel momento giusto e direttamente in tasca. Qualunque sia il soggetto mittente, potrebbe essere la provincia per problemi di viabilità, ma perché no, il nostro comune perché ci invita a teatro questa sera o per avvisarci che domani non c'è lo scuolabus. Quindi esattamente le notizie che ci riguardano come utenti. In un momento in cui la tecnologia irrompe ogni giorno di più all'interno della quotidianità, anche la comunicazione ha bisogno di cambiamenti radicali e l'obiettivo che ha spinto il Comune verso questa nuova sfida è proprio quello di stare al passo con i tempi, creando un collegamento costante con le persone in modo graduale ma efficace e soprattutto semplice. In termini di copertura di rete, il Comune di San Donà e limitrofi è pronto per un nuovo progetto di questo tipo? Sì, allora, primo perché il sistema di comunicazione è attraverso lo smartphone, no? Quindi è una comunicazione mobile e quindi di fatto il problema della copertura nella posizione stabile dove io sto può essere bypassato perché io comunque durante la giornata mi muovo e arrivo ad essere coperto comunque in ogni caso. Certamente noi già negli anni 2008-2009 abbiamo provato il piano delle antenne, quindi che abbiamo preparato il terreno per gli operatori che volessero venire e stanno ovviamente venendo a coprire il nostro territorio e quindi anche questo a breve sarà del tutto passato, finito e quindi tutta l'area sarà coperta. In ogni caso anche in questo momento stanno facendo delle operazioni di implementazione delle fibre ottiche sulle frazioni, mi pare di ricordare Passarella. San Donà sarà la capofila del Veneto orientale per questo progetto e ha già le carte in regola per poterlo attuare. Le potenzialità di questo strumento sono tantissime e in un prossimo futuro coinvolgendo anche le associazioni di categoria, oltre che le associazioni sportive, no profit, onlus in generale, potremo dare a loro la possibilità di comunicare verso l'esterno quelle che sono le loro attività, le loro iniziative.